Noi siamo una forza politica da tanti anni, Fratelli d'Italia è arrivata ieri, ha avuto un grande exploit come l'ha avuto Renzi, come l'ha avuto il Movimento 5 Stelle, come l'ha avuto la Lega stessa, adesso tocca a Fratelli d'Italia. La ruota gira, questo è il concetto. Esatto, la ruota gira, però adesso se continuano... Avete una ragione se la ruota gira, no? Perfetto, ma se la ruota gira, però non... È girata, adesso sì, state... ma non si può pretendere di governare una regione perché avete il 30%. Io sono tra quelli che sostiene, se volete la presidenza della regione, vi candidate e noi correremo con il nostro candidato. Fine. Lei si ricorda come fu scelto Zaia? In che senso? Quando fu scelto Zaia, come fu scelto? Nel 2010. La candidatura di Zaia, sì, da chi fu scelta? Come fu scelto Zaia candidato? Qualcuno se lo ricorda? Se lo può ricordare? Fu scelto da un accordo. Perché certo, fu scelto con un accordo e Forza Italia e all'epoca Alleanza Nazionale, che erano due partiti molto più robusti, rispetto alla Lega, che era un partito in ascesa, ma non era sicuramente con i numeri che aveva oggi, aveva una piccolissima percentuale, molto più piccola di quella che ha Fratelli d'Italia oggi, fu deciso di candidare Zaia. La piccola percentuale in Veneto forse la piccola percentuale ce l'ha sempre avuta Alleanza Nazionale, prima il 10, il 12, certo. È una piccola percentuale. Non ricordo che adesso questo non c'entra. Non c'entra, questo non vuol dire come non vuol dire? No, ma si può cambiare, no? Vuol dire certamente si può cambiare, però uscire e pretendere di avere la regione, per me il comportamento che voi avete tenuto su più di qualche comune in questi ultimi tempi, parlo anche della campagna delle amministrative del 2023, io parlo di fair play. Io ho visto conferenze stampa dove Forza Italia presentava degli ex senatori nostri, voi avete fatto dei candidati sindaci, ci avete preso degli espulsi e li avete candidati. Questo secondo me non è fair play fra alleati.